La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Siamo a Pasiano di Pordenone all'interno della GD&C e siamo con Ronny Gobbo, uno dei titolari di questa azienda. Ci racconta che cosa fate qui? Allora, l'azienda nasce nel 1999 con la trasformazione di semilavorati per appunto il settore del mobile. Nel tempo poi ci siamo portati alla progettazione e realizzazione di mobili finiti e quindi una produzione completa dalla progettazione, produzione e la vendita diretta. Ecco, avete una particolarità perché siete tanti fratelli a gestire questa azienda. L'azienda è familiare, quindi siamo anche con i nostri genitori, però a gestire l'azienda siamo 5 fratelli, appunto io, Ronny, Rossella, Romina, Roger e Ricky. Tutti con la R? Tutti con la R. Quanti sono i dipendenti? Al momento i dipendenti sono una cinquantina, in 7 si occupano della progettazione e tutte quindi le attività d'ufficio, invece tutto il resto è un reparto legato al reparto produttivo. Ecco. Il fatturato? Lo scorso anno abbiamo fatturato 4 milioni e mezzo, quest'anno siamo in aumento del 30% nel primo semestre. Ecco, non basta la produttività, insomma le tecnologie avanzano e anche uno dei vostri cavalli di battaglia è l'e-commerce. Sì, negli ultimi 5 anni abbiamo portato avanti questo progetto, eravamo appassionati in altri settori sulla vendita online e così abbiamo voluto integrare la vendita online a quella che è la nostra realtà produttiva, che comunque dal punto di vista dei macchinari eravamo già all'avanguardia e abbiamo voluto integrare tutto questo con una vendita diretta, perché inizialmente non eravamo comunque in grado di sopperire a quelli che sono i costi di portare avanti una rete commerciale ben distribuita e così abbiamo cominciato a vendere online avendo costi iniziali molto bassi, andando a fare degli investimenti quindi rapportati all'incremento del fatturato in questa linea aziendale. E come sta andando? Sta andando molto bene, negli ultimi 2 anni abbiamo concentrato tutte le nostre vendite nei siti diretti, quindi il nostro marchio Mobili Fever che appunto riporta i 5R, le 5R, portiamo una vendita diretta in Italia per il 60%, un 20% in Francia e la parte restante in Inghilterra, Germania e Spagna. Uno dei nostri punti fondamentali appunto è quello di trasmettere ai nostri clienti che il mobile veramente lo prendono direttamente dalla fabbrica e di spedire il nostro prodotto in 24-48 ore. Abbiamo iniziato con quella che è la zona giorno e quindi complementi semplici come tavolini da salotto, adesso andiamo a servire un po' tutte le zone di casa. Bene, grazie. Allora adesso ci spostiamo in un altro angolo di questa azienda, andiamo a scoprire com'è che MAV vi sta aiutando. Ci troviamo nell'altra unità produttiva di GD. Da anni GD e MAV collaborano insieme per la ricerca e selezione di figure professionali. Ronny, quali sono le competenze necessarie per svolgere le mansioni in GD? Le competenze partono innanzitutto da quella che è la progettazione, quindi operatori che siano in grado di utilizzare CAD/CAM per poi passare alla produzione. C'è molta richiesta nel settore dei CNC, quindi l'utilizzo di macchine a controllo numerico, poi sono operatori specializzati su macchine di vario genere dove a quel punto la formazione è interna all'azienda. Dal punto di vista commerciale appunto abbiamo bisogno di figure che seguono i nostri clienti in quello che è la vendita e la formazione del montaggio del mobile a casa del nostro cliente. Invece in finale abbiamo l'ultimo punto che è quello del web marketing, quindi tutto quello che è legato alle conoscenze della creazione di un sito web, del marketing per il sito web
e la grafica per il sito. Quali sono le figure professionali che ricercate in questo momento? Le difficoltà più grandi sono quelle di trovare operatori che abbiano un minimo di formazione per quella che è la parte produttiva, quindi o si ricercano figure che hanno avuto comunque una formazione in altre aziende, oppure dei ragazzi giovani che appena usciti da scuola, sulla quale possiamo fare una formazione mirata in quella che è la nostra azienda. Grazie Ronny e grazie a tutta la famiglia e GD per averci fatto visitare la loro azienda, e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Friul Lavoro. La rubrica Friul Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.